In Via Dante esiste anche una cartoleria storica, 50 anni di attività. Antonio De Sì, qual è l'aria che tira oggi in Via Dante? L'aria in generale, l'aria che tira un po' dappertutto, in tutta la città, in tutto il commercio, che non ha certo un periodo gratificante, insomma, che dia una certa soddisfazione nel lavorare, perché purtroppo stiamo trascinandoci in questo momento particolare della nostra non solo della nostra Via Dante, ma un po' di tutta la nazione, insomma. Ecco, restando però sulla Via Dante, signor De Sì, voi esistete da 50 anni. Quali sono oggi le criticità, i problemi qua in Via Dante? Quelli principali? I problemi principali della Via Dante, i problemi principali della Via Dante, i problemi principali della Via Dante sono che ne hanno fatto una strada a scorrimento unico, quindi qua c'è una velocità di macchine spaventosa, passano le macchine con una velocità spaventosa e quindi non c'è la possibilità di fermarsi perché i parcheggi sono limitatissimi, perché sono quasi tutti a pagamento, e quindi c'è una grossa difficoltà nel parcheggiare, quindi anche quello è uno dei grossi problemi della Via Dante. E poi altri problemi sono quelli un po' di tutta la città, che avevamo fino a pochi giorni fa l'illuminazione della strada che era al 50%. Adesso l'hanno risistemata e rimessa a posto, però siamo rimasti tanti anni con questa illuminazione che non era quella ideale per un'attività commerciale. Via Dante nel passato era una strada nella quale venivano organizzati anche degli eventi da parte del comune, Sì, eventi sì, serali, non da parte del comune, da parte dei commercianti. insieme, in sinergia, In sinergia con il comune. in sinergia col comune, sì. Ma si continuano ad avere questi interventi. Ma eventi comunque, Eventi per esempio, come lo shopping sotto le stelle, poi non sono più stati portati avanti. Lei non da sono stati commerciante, portati avanti per i costi che ci sono. lei da commerciante che si sente di lanciare una proposta al comune, insomma, il comune potrebbe fare così per rivitalizzare Via Dante. Fare qualcosa, che cosa? Ma il comune potrebbe semplicemente cercare di considerare la Via Dante una strada commerciale e quindi inserirla in determinate iniziative che prendono, perché molte volte si pensa più al centro città, che alla Via Dante, che non è periferia, però è sempre una zona distante da quella che è il centro di Cagliari. In una battuta finale, signor De Sì, voi, nella situazione attuale, con i problemi che denunciate, voi commercianti, vi sentite quasi una via comunque periferica? Direi di sì, ci sentiamo quasi una via periferica, perché è una via di scorrimento, ne hanno fatto una via di scorrimento, proprio per quel motivo che vi dicevo prima, che hanno creato il senso unico e quindi hanno creato una via di scorrimento più che una via di commerciale, In questo... come dovrebbe essere, come è nata, perché è la strada che ha i marciapiedi grandissimi, una alberata, una strada che si presenta anche molto bene, però per esempio le piante vengono seguite pochissimo, perché non si fanno degli interventi sulla potatura delle piante, si fanno così con molta difficoltà, bisogna sollecitarli in continuazione, perché decisamente si capisce che il comune non è attento a queste esigenze del commerciante e della via in generale, insomma.